Al via la stagione balneare a Jesolo. Per garantire la massima sicurezza l'amministrazione comunale ha deciso di potenziare i controlli nelle zone rosse con l'uso dei metal detector per individuare situazioni a rischio. Tra le altre novità della stagione estiva a Jesolo anche il divieto di fumare in spiaggia, bandite anche le sigarette elettroniche. La maggioranza dei turisti si dice d'accordo. Aprire a residenti e associazioni per stilare un programma condiviso che risolva il problema sicurezza a Mestre. Il Partito Democratico ha avviato 6 tavoli tematici riuniti al Parco Piraghetto. Nei prossimi giorni alcune zone di Venezia saranno blindate per garantire la massima sicurezza. Gli ospiti del Festival delle Regioni tra lunedì e martedì arriveranno Mattarella e Meloni. Maxi vincita Mestre, un cliente abituale della tabaccheria di via Circonvallazione, ha centrato una vincita da 1.088.000 euro giocando al Super Enalotto. Calcio, a 2 giornate dalla fine del campionato il Venezia si gioca un'importante fetta di salvezza a Cagliari. Gli arancio-nero-verdi sono chiamati a dare continuità al momento positivo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il via alla stagione balneare a Jesolo in apertura dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali, perché per garantire la massima sicurezza a turisti e non l'amministrazione comunale ha deciso di potenziare i controlli nelle cosiddette zone rosse, questo con l'utilizzo dei metal detector, ma ci racconta tutto Nicola Marcato con Tommaso Micotto. Metal detector per controllare le persone sospette e verificare l'eventuale presenza di armi pericolose. È questa la proposta avanzata dal prefetto di Venezia Darko Pellos per rafforzare i controlli nelle cosiddette zone rosse di Jesolo. Una proposta che il sindaco Christopher De Zotti ha accolto favorevolmente, valutando l'utilizzo dei metal detector già in dotazione alla polizia locale. Questo ci permetterà di fare molta prevenzione su quello che purtroppo è un dramma sociale in tutto il territorio, ovvero il possesso di armi da taglio, spesso in giovanissimi, che in alcuni contesti possono essere anche utilizzate e creare delle vere e proprie tragedie. Quindi prenderemo questo appello e questo suggerimento del prefetto e sicuramente lo metteremo in atto durante l'estate. È partita con il piede giusto la stagione balneare a Jesolo, complice il bel tempo che ha già richiamato i primi turisti sulle spiagge. Con l'arrivo dell'estate la città si prepara ad accogliere milioni di visitatori, offrendo non solo relax e divertimento, ma anche nuove misure pensate per garantire sicurezza, decoro e qualità dei servizi. Tra le principali novità introdotte dall'amministrazione comunale tramite una nuova ordinanza spiccano il divieto di fumare sulla battigia, la regolamentazione degli orari dei chioschi, la realizzazione di nuovi servizi igienici e una più attenta gestione delle attrezzature balneari. Il divieto di fumo in battigia, quindi solamente nella riva del mare, che è il primo passo per arrivare a un modello di spiaggia non tanto dei divieti, ma che appunto crei delle zone dedicate ai fumatori, anche da un punto di vista del recupero dei mozziconi, che oggi sono un grosso problema ambientale per noi. Abbiamo anche fatto un passo in avanti sul tema della durata e quindi l'offerta di servizi tutto l'anno. Da quest'anno sarà obbligatorio per ogni stabilimento garantire un bagno aperto anche nel periodo invernale, quindi questo garantisce chi vuole farci una passeggiata anche a gennaio, a dicembre nella nostra spiaggia. Abbiamo voluto fino al 22 settembre mantenere intatti tutti gli stabilimenti balneari, quindi i disallestimenti avverranno solo da quella data in poi, in maniera graduale, visto che ormai le estati durano sempre di più e i servizi possono essere utilizzabili, offerti anche nel mese di ottobre. Ulteriormente chiediamo ai chioschi di essere aperti tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per degli orari che garantiscono servizio agli utenti. Misure dai metal detector al divieto di fumo che accendono il dibattito. Ci saranno delle zone rosse a Jesolo per garantire maggiore sicurezza anche con i metal detector, per capire se i giovani hanno coltelli. Cosa ne pensa a riguardo? Ma penso sia positiva come soluzione, nel senso che bisogna garantire a tutti, anche alle famiglie come noi con un bambino, di girare in sicurezza, insomma. Metti in sicurezza chi viene qua a fare vacanza, fa tutta parte della vacanza, sentirsi più sicuri, no? E da quest'anno nuove regole, sa che sarà proibito fumare in spiaggia, cosa ne pensa? Beh, io onestamente a me fa piacere saperlo, perché comunque dà fastidio, anche avendo bambini, se non si può fumare in spiaggia io sono contenta. Può dare comunque fastidio e ritengo che possa andare bene. Io sono favorevole, però sono una non fumatrice, però se penso ai miei bambini
Preferisco insomma che ci siano dei luoghi magari come conosco altre località dove ci sono proprio le aree smoking. Molte persone non amano il fumo, quindi di conseguenza chi fuma in spiaggia poi lascia anche le cicche a terra, quindi di conseguenza è meglio così. È una cosa che non mi tocca, perché appunto io le rimetto nel pacchetto e dopo le butto nel primo cestino, quindi anche in macchina non le butto dal finestrino, quindi questa qua è una cosa che sta a cuore anche a me. Se non si comincia da qualche provvedimento ci si abitua, come quando si fumava nei locali chiusi, che si inquinava anche il mangiare degli altri, e ci si è pure abituati. Si farà anche in spiaggia. Il problema sarà chi controlla anche a riva, per esempio le persone che si fumano a riva, e quindi bisognerà vedere anche i controlli come verranno eseguiti. I temi della sicurezza ci portano a Mestre. 6 i tavoli tematici che si sono riuniti al Parco Piraghetto su volontà del Partito Democratico. In questo periodo, anche per le scelte fatte dall'amministrazione, per le scelte fatte dal governo centrale, questa città non ha la sicurezza sufficiente e i cittadini non si sentono sufficientemente tranquilli. Se la sicurezza a Mestre è uno dei problemi più sentiti dai cittadini, perché non coinvolgerli nella stesura di un programma che aiuti a risolverlo? All'incontro promosso dal Partito Democratico al Parco del Piraghetto, accanto a rappresentanti politici e di associazioni, ci sono anche residenti, per partecipare ad un percorso condiviso di amministrazione della città che rappresenta il punto di partenza della modalità con cui i Dem intendono guidare il comune. Più momenti di confronto, più forum, più tavoli di partecipazione per chiedere ai cittadini di dire la loro opinione e di individuare assieme a noi quegli interventi e quelle politiche efficaci che possano rendere Mestre una città più sicura. Il problema sicurezza è complesso, per questo i partecipanti si sono divisi a seconda delle esperienze e delle competenze in 6 tavoli di lavoro tematici. È evidente che è necessario più presidio del territorio, ad esempio con i vigili di quartiere, quindi quello sicuramente è stato un tavolo, ma anche con un'altra serie di politiche, quello del sociale da un lato, poi abbiamo la questione relativa anche alla scuola, alla prevenzione, ma anche il commercio e le associazioni come possono rivitalizzare il territorio, e infine la questione della rigenerazione urbana, uno dei temi fondamentali in una città purtroppo di buchi neri. Prima di partire coi tavoli di lavoro, i contorni della questione, perlomeno secondo l'esperienza maturata nei propri comuni, l'hanno portata altri amministratori locali. Da un lato con la necessaria repressione dei reati e con il presidio del territorio e la collaborazione delle forze dell'ordine, ma sapendo che se al tempo stesso non c'è anche un investimento per ridurre le marginalità sociali, per fare integrazione, per riqualificare gli spazi urbani, per rendere protagonisti i cittadini di un riappropriarsi di questi spazi, non si va distante. Accanto all'assessore padovano Antonio Bressa c'era anche la bolognese Matilde Madrid. Anche qui, accanto all'opera di repressione dei reati, si è cercato di mettere in moto altri meccanismi. Spazi alle associazioni, supporto economico alle associazioni, lavorare sulle marginalità, sul tema del consumo di sostanze, illuminare le strade, rendere più belli gli spazi pubblici, più curati. Insomma, stiamo lavorando su tutto questo con un pacchetto di interventi molto ampio e anche con degli investimenti pubblici e insieme alla cittadinanza. Intanto Venezia si blinda in vista del Festival delle Regioni. Tra lunedì e martedì arriveranno il Capo dello Stato Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, evento che Antenna 3 seguirà in diretta. Dal divieto di volo sulla città in determinati orari ai cecchini appostati sulle procuratie di Piazza San Marco, è una Venezia blindata quella che si appresta ad ospitare la 3 giorni del Festival delle Regioni. 3 giorni in cui è previsto il passaggio in città del gotha della politica nazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Palazzo Ducale lunedì. Molto probabile anche una visita alla Basilica di San Marco e forse anche al Mose. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà invece il giorno seguente al Teatro La Fenice. Lunga anche la lista di membri del governo che arriveranno a Venezia. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Poi naturalmente un esercito di amministratori regionali capitanati da presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rispettivamente Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Michele Emiliano della Puglia. La squadra veneta sarà naturalmente guidata dal
dal presidente Luca Zaia. Oltre che a Palazzo Ducale e al Teatro La Fenice, altri eventi sono previsti alla Scuola Grande di San Rocco e a quella di San Giovanni Evangelista. Imponente, come detto, il servizio di sicurezza, il culmine tra le 7:30 e le 16:30 di lunedì col divieto di sorvolo su Venezia, e il giorno di Mattarella e su Piazza San Marco torneranno a vigilare dall'alto i tiratori scelti. Ma l'attenzione è alta anche per la presenza della Presidente del Consiglio e di diversi ministri, e non sarà difficile martedì trovarsi di fronte a deviazioni o limitazioni del traffico nella zona della Fenice. La cronaca, pomeriggio movimentato e grande lavoro per soccorritori e forze dell'ordine al Lido di Venezia. Intorno alle 14 è intervenuto l'elisoccorso da Treviso per portare le cure a una donna caduta rovinosamente mentre stava percorrendo in bicicletta la diga degli Alberoni. Circa 2 ore più tardi, lo vedete dalla foto, la Capitaneria di Porto ha raggiunto una barca a vela in secca davanti alla bocca di porto del Lido. La barca ha ammainato le vele e dichiarato emergenza, perciò è stata trainata in salvo. La polizia locale di Venezia intanto ha smantellato un accampamento e fra poco ve lo mostro perché appunto la notizia è di poco fa, eccolo l'accampamento, un accampamento abusivo utilizzato da portabagagli non autorizzati che operavano nei pressi del Ponte della Costituzione. Si trovava in un'area privata ex industriale a Marghera dove erano state erette 2 tende e 2 baracche utilizzate da 4 romeni tra i 18 e i 53 anni. Il proprietario dell'area ha sporto denuncia per l'occupazione senza titolo e ha provveduto alla rimozione delle strutture abusive. I 4 romeni sono stati accompagnati al Comando Generale per accertamenti, saranno segnalati alle autorità di pubblica sicurezza. Intanto i carabinieri di Mira hanno arrestato un 56enne italiano e un 39enne straniero per furto aggravato, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e invasione di terreni e edifici. I carabinieri li hanno sorpresi in un'azienda dell'area industriale mentre smontavano alcune barre in rame del peso di circa, pensate, 460 kg. Voltiamo decisamente pagina. Questa mattina dalle 10 ai Murazzi del Lido di Venezia gli amici di Alberto Trentini si sono ritrovati per un'altra iniziativa concreta per tenere sempre alta l'attenzione sul caso del cooperante del Lido. La telefonata di Alberto Trentini a casa dai genitori dopo 181 giorni di attesa e di silenzio è un grande segno di speranza. Nelle prossime ore ci sarà, organizzata dalle amiche e amici di Alberto insieme alla Proloco del Lido e Pereltrina, un'altra azione molto significativa, la pulizia di una parte della spiaggia al Lido di Venezia. Ai Murazzi, ma Giuseppe Giulietti, coordinatore dell'associazione Articolo 21, annuncia anche un'altra mobilitazione a livello nazionale per Alberto in settimana. 6 mesi è un tempo lunghissimo. Pensate al tempo di Alberto in quel carcere venezuelano o ai suoi genitori. E penso al bellissimo appello di Don Luigi Ciotti. Tra l'altro proprio mercoledì noi saremo a Parma con Don Luigi Ciotti, che riceverà la cittadinanza onoraria. In quella occasione col presidente di Libera lanceremo un nuovo appello nazionale. La polizia dell'Arenile è promossa insieme alla Proloco del Lido e Pereltrina per chiedere l'immediata liberazione del cooperante italiano originario del Lido di Venezia, 45enne. Si ritroveranno alle 10, proprio all'entrata dei Murazzi, per una passeggiata ecologica nel nome, nel segno e nel ricordo positivo di Alberto. Vi raccontiamo adesso di una maxi vincita a Mestre. Un giocatore ha portato a casa oltre 1 milione di euro. Finalmente, dopo 9 anni che sono in tabaccheria, abbiamo avuto una bella vincita cospicua e da più di 1 milione di euro, quindi insomma sono contento. Quando se n'è accorto? Ma questa mattina fondamentalmente ho ricevuto una telefonata da un numero anonimo, che tra l'altro credevo fosse una truffa, perché di solito quando chiamano con numeri anonimi cercano di truffare. E invece rispondo, questa persona mi dice la devo ringraziare. Io inizialmente pensavo quasi avesse bisogno di soldi, non so. In un primo momento pensava si trattasse di uno scherzo o peggio di una truffa telefonica, invece era tutto vero. Un cliente abituale della tabaccheria di via Circonvallazione a Mestre ha centrato una vincita da 1.088.000 euro giocando al Super Enalotto con un 5 Superstar. Un colpo di fortuna che ha lasciato senza parole anche il titolare dell'esercizio
esercizio, incredulo di fronte alla telefonata che annunciava l'incredibile notizia. Apro il terminale e dico aspetta, controllo, verifico e lì ho capito che effettivamente avevano vinto più di 1 milione di euro nella mia tabaccheria, insomma. Il fortunato vincitore ha detto che passerà, che festeggerà insieme a voi? No, perché non so, quindi presumo vorrà rimanere anonimo, quindi non credo festeggeremo. Ho festeggiato io con i miei clienti oggi, con i miei clienti soliti, insomma. Cosa posso augurare al vincitore? Niente, che questa cifra non gli faccia cambiare il modo di vivere, ma solo che gli dia tanta serenità e che pensi anche magari a qualcuno che ne ha più bisogno, insomma, ecco. Il calcio a Cagliari, il Venezia si gioca buona parte della salvezza. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Venezia domenica sera alle 20:45 a Cagliari deve assolutamente dare continuità per rimanere ancorato al quartultimo posto conquistato, che attualmente vale la salvezza. Mancano ancora 180 minuti, ma non sarà facile. Io credo che sia importante portare a casa un risultato positivo, questa è la base, sapendo che troveremo un ambiente non facile, difficile, un popolo caldo come quello sardo che io conosco bene, poi una squadra determinata che magari pensava già di aver raggiunto la salvezza qualche settimana fa, ma come tu vedi il campionato italiano e i campionati non finiscono mai. Per noi è un torneo, come dicevo prima io, che non finisce mai, che ci ha visto un po' ribaltare le situazioni e adesso dobbiamo dare continuità a quelli che sono stati sia i risultati sia le prestazioni nell'ultimo periodo. L'allenatore arancione-verde Eusebio Di Francesco sa che sarà una battaglia sportiva sul campo, ma non perde calma e fiducia. Ci dobbiamo preparare alla battaglia, questa sarà una partita dura, abbiamo sempre meno, abbiamo solo 2 partite da qui alla fine, dobbiamo cercare di mantenere quella posizione che ci siamo conquistati con tanta fatica e ci auguriamo tutti di poter fare prima di tutto una gran partita. Partiamo dalla prestazione, dalla determinazione, da quegli elementi che ci hanno portato ad essere squadra, come ho detto a fine partita, la compattezza, l'equilibrio, il modo di giocare da squadra, il lavoro di squadra, un insieme di cose che ho chiesto ai ragazzi devono mantenere da qui alla fine. E tra sport e tradizione torna il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Venezia sbarca ad Amalfi per partecipare con tante speranze alla 70ª edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che vedrà l'Armo veneziano nella nuova divisa nero-verde sfidare con il proprio galeone le altre città marinare, Pisa e Genova, oltre naturalmente ai padroni di casa di Amalfi che ospita la competizione. Capo delegazione di Venezia, il consigliere comunale delegato del sindaco alla tradizione e lavoro Giovanni Giusto. Siamo ad Amalfi, questa meravigliosa costa, va bene, costiera amalfitana, perché oggi viene disputata la prima delle 2 regate, o meglio le sfide, delle Antiche Repubbliche Marinare. Ad aprire le sfide in acqua la gara femminile e poi la competizione maschile molto attesa che si preannuncia assai combattuta su un percorso di 2000 metri, ma in questi giorni non mancano tanti altri appuntamenti storici, dal corteo dei figuranti allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, l'esibizione della fanfara dei carabinieri e tanto altro. Noi logicamente tifiamo Venezia e indubbiamente, anzi abbiamo già puntato tutto su Venezia. Speriamo, perché è una regata un po' particolare dove magari le prime 3 battute iniziali vanno a influire il risultato di 2000 metri di percorso. Non può mancare l'urlo benaugurante. Comunque il risultato va bene, gridando quello che è l'orgoglio per noi veneziani quando rappresentiamo la nostra storia che continua. Viva Venezia e viva San Marco! Subito dopo la sigla c'è il meteo. Da Venezia è tutto, buona serata.